Ancora una conferma che i cervelli sardi d'esportazione riescono ad eccellere in campo nazionale e internazionale. Natali e liceo all'ombra dell'Ortobene. Il prossimo anno festeggerà i 60 anni con alle spalle una carriera straordinaria. L'architetto Flavio Manzoni ha fatto ancora una volta centro al Salone dell'Auto di Torino con il progetto Ferrari Roma Spider, che vediamo al debutto mondiale sulle strade della sua Sardegna. È suo il riconoscimento più prestigioso e ambito dell'edizione 2024. Manzoni può vantare un palmarès di assoluto rispetto a livello europeo. Già nel 2003 è stato premiato a Francoforte per la concept car della Fulvia Coupé e per le vetture Lancia Y e Musa. Vincitrici dell'European Automotive Design Award. È stato il direttore creativo del gruppo Volkswagen dal 2000 al 2009 e 12 mesi dopo ha coronato il suo sogno con la nomina alla guida del centro design di Maranello, dove negli ultimi 3 lustri sono state realizzate le più belle vetture del mondo. Da ragazzino ho sempre disegnato, sempre sognato di fare questo mestiere, anche quando non sapevo come fare ad arrivare dalla Sardegna al continente, a questo mondo segreto, no? Dei centri stile e delle case automobilistiche. L'opportunità della Ferrari è nata praticamente per caso, perché dopo 60 anni di storia, di connubio tra Ferrari e Pininfarina, si era aperta una possibilità di creare un centro stile in-house, quindi all'interno, e mi è stata affidata questo incarico che porto avanti appunto dal 2010, che mi ha consentito di creare un team di circa 120 persone che lavora su tutti i progetti Ferrari, dalle competizioni alle macchine GT, le Gran Turismo e alle one-off e così via. Un modello bellissimo della Ferrari Spider, un modello che non si faceva da tantissimi anni. Sì, è un modello con cui abbiamo voluto tornare allo spirito delle Ferrari estremamente eleganti, raffinate, understated, insomma le famose 250 GT di una volta, che avevano una linea meravigliosa, pura, sofisticata, nonostante la meccanica da auto da corsa,